Ciao a tutti amici della buona cucina. Oggi faremo una ricetta buonissima, fresca, estiva. Dopo la granita al limone che ho già realizzato, questa volta facciamo la granita alle mandorle. Useremo la pasta di mandorle siciliana e questa la potete trovare tranquillamente in internet, tantissime ditte la vendono. Andiamo a vedere gli ingredienti e dopo vedremo la preparazione. Per fare la granita alle mandorle useremo 1 litro di acqua, 100 ml di latte, abbiamo 200 g di zucchero, 250 g di pasta di mandorla siciliana e poi dopo andremo a mettere, quando sarà pronta, della farina di mandorle, cioè praticamente delle mandorle tritate, circa 50 g. Passiamo alla preparazione. Bene, il primo passaggio per non avere problemi è quello di prendere l'acqua, metterla in un pentolino e aggiungere lo zucchero. Accendiamo la fiamma e lasciamo sciogliere lo zucchero. Ovviamente non dovrà bollire l'acqua, giusto un po' intiepidirsi. Questa ricetta è la ricetta della granita semplice che si può fare a casa. Ad esempio, se viene usato una macchina da gelato come fanno in Sicilia, non sciolgono lo zucchero così nell'acqua un po' intiepidita, perché col meccanismo della macchina del gelato lo zucchero si amalgama bene. Comunque questa ricetta è una ricetta che ho provato diverse volte, è davvero un'ottima granita. Bisogna sempre stare molto attenti che per fare una granita dobbiamo usare maggiormente acqua, proprio per avere quel gusto un po' rustico, non deve essere molto raffinato, altrimenti sembra più gelato che granita, no? Vedete, lo zucchero si è sciolto, così a questo punto possiamo mettere la pasta di mandorla. Prima però la facciamo un po' a fettine. Adesso anche su internet ci sono tantissime ditte anche siciliane che vendono i prodotti tipici, quindi potete tranquillamente trovare la pasta di mandorla. Ora bisogna spegnere la fiamma e andiamo a mescolare. Non vi preoccupate perché le paste di mandorle sono fatte apposta, addirittura anche nelle ricette che c'è scritto dietro, nei cartoncini della pasta di mandorla, c'è anche la possibilità di fare il latte di mandorla con questi preparati, quindi sono solubili, bisogna avere un po' di pazienza a mescolare. Bene, la pasta di mandorla è quasi totalmente sciolta, ma per sicurezza diamo una mixata. Perfetto. Vedete? Adesso la passiamo in un contenitore. Allora, possiamo passarlo in questo contenitore e andremo a metterlo anche nel freezer direttamente. Controlliamo se ci sono ancora pezzi di pasta di mandorla, ma assolutamente no. Il latte lo mettiamo qui, così anche un po' togliamo il resto di quello che è preparato. Vi posso assicurare che già c'è un buonissimo profumo di mandorle. Allora adesso lo mettiamo in freezer. Dobbiamo farlo congelare. Qual è il trucco un po' della granita? Che dovrà congelare solo la parte superiore, quindi dovrà crearsi un effetto, per capirci, lago. Se noi riusciamo a far creare questo strato di ghiaccio sopra e a mescolarla al giusto momento, poi la granita rimarrà sempre nella compattezza della granita e quindi non diventerà di nuovo dura. Quindi bisogna girarlo al momento giusto. Adesso aspettiamo almeno un'ora e mezza e dopo la mescoliamo, quindi mettiamo questo contenitore nel freezer. Il trucco per fare un'ottima granita
è quello di aspettare il giusto momento di quando andarla a mescolare, quindi non mescolatela tante volte, basterà anche soltanto 2 volte, quindi quando si formerà uno strato di sopra e poi verso la fine. Bene, così è passato circa 2 ore, quindi in base al freezer che avete, adesso vedete solo la parte di sopra si è congelata e all'interno è ancora morbida. A questo punto dobbiamo andare a mescolare bene tutto. Prima togliamo dalle pareti con questo cucchiaio, ecco l'effetto lago. E a questo punto prendiamo una frusta, trovata, e mescoliamo bene. Vedete come la granita è rustica, dovrà solo almeno un altro paio di ore prendere ancora meglio il fresco del freezer. Però ci siamo, la composizione è giusta e anche vedete che si presenta abbastanza rustica. Bene, allora aspettiamo. Bene, così vedete, adesso è pronta, vedete, dobbiamo un po' grattarla, se no non è granita, Quindi la lavoriamo un po'. E man mano andiamo a fare i bicchieri. E così dopo aggiungeremo la farina di mandorla. Bene, davvero ottima questa granita. Così riempiamo il bicchiere, vedete, anche è venuta bella morbida e un odore buonissimo di mandorla. Ok, e mettiamo sopra la farina di mandorla. È pronta, assaggiamola. Wow, buonissima, anche un po' fredda. Buonissima la granita, allora provatela, buon divertimento e anche prossimamente farò altri gusti di granite. Ci vediamo qui su Basilico Channel, il profumo della buona cucina.